essere a contatto del tuo angolo degli animali. Che bello! Ricordati però, gli uccellini sono delicati. Non si prendono per le ali, ma con dolcezza, a coppa, senza stringere. Sai, quando ero bambino osservavo tanti animali, ma una notte d'autunno vidi qualcosa che non ho mai dimenticato. Era una notte con la luna grande e luminosa e nel frutteto stava per iniziare una piccola avventura. Silenzio! Sento profumo di mela! Papà, guarda! Una mela gigante! Non è gigante, sei tu che sei piccola. Questa non si muove! Spingi con le zampette! 1, 2, forza! Aspettami! Anch'io voglio aiutare! Bravi, le mettiamo tutte nella tana, così facciamo la scorta per l'inverno. Papà, le mele non bastano! Allora bisogna farli cadere! Hai in mente quello che penso io? Sì, operazione ramo ballerino! Pronti ad ondolare? 1, 2, 3. 1, 2, 3! 1, 2, 3! Io sono mele! Adesso tutti pronti! Mi punge il sedere! Sono i tuoi aculei, sciocchino! Si torna alla tana! Visto? Raccolgono le mele. Sembravano piccoli contadini. Li prendiamo? E se si spaventano? Questa è casa loro. Hai ragione. Possiamo guardarli, ma non disturbarli. Gli animali non sono giocattoli. Gli animali vanno rispettati. Caro Delio, gli animali ci insegnano a lavorare insieme, ad avere coraggio e a rispettare la natura. Osservali, amali, ma lasciali vivere liberi. La prossima volta ti scriverò della lepre e del cavallo che aveva la coda solo nei giorni di festa. Un bacio, Antonio.